Bene, buonasera a tutti quanti, grazie per essere qui. L'argomento di questa sera riguarda prevalentemente questi due dipinti che vedete qui e qui, ecco, donati da un certo Bernardin Bertoia, nobile di Ceneda, alla chiesa di Sant'Antonio a San Giacomo di Veglia. Sant'Antonio sopra la Rizzera veniva chiamata questa chiesa, perché la Rizzera era la via che passava davanti, tuttora l'attuale strada statale Alemagna, però una volta si chiamava Rizzera, per cui in moltissimi documenti storici si parla della chiesa di Sant'Antonio sopra la Rizzera, proprio perché c'è questa via che in periodo antico, in epoca veneziana, era la strada regia di Alemagna, cioè quella che collegava la Serenissima col Tirolo, col Cadore e coi paesi germanici. Sono due ex voto risalenti ai primi anni del Settecento, quindi sono due quadri donati. Queste che vedete queste due sono delle copie, perché gli originali sono a destra e a sinistra dell'altare in questa chiesa, uno a destra e uno a sinistra, e sono di dimensioni molto ampie, cioè 3 metri per 2. Adesso dovremo riuscire a vederli. Eccoli, uno a destra e uno a sinistra, li vedete, sopra le finestre, sono messi in posizione veramente strategica. Uno che entra in questa chiesa non può fare a meno di vederli, vista la dimensione, vista anche la posizione, e quindi viene spontaneo poi chiedersi chi li ha donati, perché li ha donati. La cosa era andata completamente nel dimenticatoio. Quando io ho iniziato questa ricerca, mi ricordo che le vecchiette che erano in chiesa a San Giacomo mi ciappava per la giacca e mi diceva: mi dica chi che è stato a donare questi quadri, come mai è qua? Nessuno sapeva la situazione, e io stesso ho fatto un po' fatica all'inizio per riuscire, diciamo, a trovare le connessioni con i Bertoia, chiaramente. Allora, vediamo in primo luogo una presentazione, diciamo, soprattutto di questo dipinto, dove noi riusciamo a vedere molto bene la presenza, diciamo, del Bernardin Bertoia, che è la persona che li ha donati, che è nato nel 1652 e morto nel 1737 all'età di 85 anni. In fianco a lui c'è Elisabetta Mardegani, che è sua moglie, è la sua seconda moglie, perché si era sposato con una certa Paolina, poi è rimasto vedovo alla fine del 600 e quindi si è risposato con questa Elisabetta Mardegani, che proveniva da una famiglia nobile di Castelfranco Veneto, che si era poi stabilita a Ceneda. E poi riusciamo a vedere sempre in fianco alla mamma Elisabetta Mardegani, Iseppo, cioè Giuseppe, che viene detto Iseppo, che è uno dei figli, insieme a 2 sorelle, le sorelle più grandi. È importante la presenza di questo figlio Iseppo, perché sappiamo dalle ricerche fatte nell'archivio della diocesi di Vittorio Veneto che Iseppo è nato nel 1693. Guardandolo un attimino in faccia possiamo dedurre che ha un'età intorno ai 15 anni, quindi 1693 sommiamo 15, arriviamo a 1708-1710, e questa è la data in cui sono stati realizzati e piazzati in questa chiesa questi due dipinti. Quindi abbiamo un punto fermo legato all'età, diciamo, almeno apparente, di questo Iseppo, di questo Giuseppe. Altre considerazioni: sono degli ex voto, quindi sono un dono. Questo signore era talmente ricco, questo Bernardin Bertoia, che poteva permettersi il lusso di fare un dono di questo tipo. Poi vedremo le motivazioni. Altro punto importante è la ricchezza dei vestimenti. Vedete che sono vestiti estremamente bene. Elisabetta Mardegani è ingioiellata, ha vestiti molto belli, e questo significa che la famiglia era molto ricca e ci teneva soprattutto a una forma di ostentazione, cioè di apparenza, cioè voleva far vedere sì che erano devoti, ma che erano anche ricchi. Una volta non c'era la macchina fotografica, di conseguenza sì, fai pure tu, tranquillamente. No, l'altro, sì, ecco, perfetto. Una volta non c'era la macchina fotografica, per cui la gente, il sistema migliore per autorappresentarsi era trovare il pittore, pagarlo e poi mettere questo quadro in una posizione dove potesse restare, come in questo caso, a perenne memoria di tutti quanti. E questo era il volere di Bernardin Bertoia, e ci è riuscito, perché siamo qua che parliamo proprio di lui e di questi dipinti. Era talmente preciso che lui scrive a un certo punto il suo nome, ex voto Bernardin Bertoia, su questo quadro, e sull'altro Bernardin Bertoia fece fare per sua devozione. Quindi chiaramente mette nome e cognome a scanso di equivoci. Ma non solo, in questo dipinto lui indica col dito della mano
lo stemma gentilizio, lo stemma nobiliare della sua famiglia, proprio per far capire che lui era nobile di Ceneda, cioè non era uno qualsiasi, un arricchito qualsiasi, lui era nobile, che era ben diversa la cosa. E nell'altro dipinto c'è un altro stemma nobiliare con 3 stelle, che vedete giù in basso, e è uno stemma nobiliare che i Bertoi adoperavano a Serravalle, perché furbescamente questa famiglia era nobile sia a Ceneda sia a Serravalle, quindi si teneva buona sia il vescovo conte sia la Serenissima, e quindi si fa rappresentare anche con l'altro stemma in modo da far capire che era nobile sia da una parte che dall'altra. Ora sappiamo che Ceneda e Serravalle erano 2 entità in epoca veneziana completamente separate. Solo nel 1866 si riuniscono e formano l'attuale Vittorio Veneto, si fondono sostanzialmente. Però prima Serravalle era, sotto l'epoca veneziana, era uno stato a sé stante, una città a sé stante, che faceva capo appunto a Venezia, ed era in una posizione strategica perché era lungo la strada regia di Alemagna, cioè tutte quante le tasse delle merci che andavano verso il nord Europa venivano pagate a Serravalle, quindi Venezia ci teneva in modo particolare. Parliamo un attimo di Ceneda. Ceneda era un'entità completamente a sé stante, era come uno staterello all'interno della Repubblica Veneziana, un po' come potremmo definire San Marino con l'Italia, uno staterello messo lì in mezzo, che da un lato a volte disturbava, perché a volte litigava Venezia col vescovo conte, a volte invece erano in forma collaborativa, a seconda delle situazioni. Ecco, quel quadro che voi vedete lì rappresenta tutti quanti i nobili di Ceneda, perché il vescovo conte da solo non riusciva a gestire tutta la situazione, per cui si doveva appoggiare necessariamente a una nobiltà, ed era una nobiltà molto particolare, era una nobiltà di diritto feudale. Non erano conti, non avevano una contea, non erano marchesi, non avevano un marchesato, erano nobili di Ceneda, erano una contea di diritto feudale, un titolo di grande prestigio dato per meriti, cioè non c'era dietro il pagamento della nobiltà come era normale fare nella Repubblica Veneziana. A Venezia, quando uno faceva un po' di soldi e voleva diventare nobile, tirava fuori un po' di ducati, chiedeva alla Serenissima se gli conferiva anche il titolo di nobile, e la Serenissima il più delle volte glielo conferiva, perché aveva bisogno per le proprie casse di rimpinguarle. In questo caso non si pagava nulla, bisognava avere dei meriti particolari, evidentemente avevano fatto dei servigi all'episcopato questi Bertoia, per potersi fregiare di questo titolo nobili di Ceneda. Era un titolo di diritto feudale, quindi chiaramente insieme al titolo in se stesso, che veniva attribuito attraverso un rito religioso come poteva essere il cresimo o il battesimo, l'infeudato si metteva davanti il vescovo con la spalla gliela metteva sulla spalla, recitava alcune preghiere e alcune cose burocratiche e gli infilava l'anello al dito. A quel punto questo era nobile di Ceneda, però non bastava, perché insieme alla nobiltà veniva conferito anche i feudi, i beni, quindi questi qua si portavano a casa, oltre alla nobiltà, tutta una serie di feudi e di beni in giro per la città di Ceneda e per tutto il circondario, quindi diventavano automaticamente ricchi oltre che importanti. E inoltre potevano comandare a Ceneda, perché a Ceneda comandava il vescovo e la nobiltà, non c'erano alternative, queste erano le 2 entità che comandavano. Avevano inoltre dei doveri. Il dovere era quello di non rubare alla gente, di non fare atti impropri, non potevano farlo assolutamente, ma questo anche nell'ambito della Repubblica Veneziana. Noi siamo abituati purtroppo in Italia, ormai abbiamo il cervello anche noi un po' deviato, a vedere che la nostra politica rubano, perché tanto si sa che rubano, è inutile che ce lo nascondiamo. C'è chi non ruba, c'è chi ruba, però comunque qualcuno ruba, lo vediamo tutti i giorni, no? In epoca veneziana e a Ceneda non si poteva fare questo, perché venivano immediatamente destituiti. C'è stato un doge addirittura che è stato decapitato per questo, per cui chiaramente la serietà e la moralità erano qualcosa di veramente importante. L'Italia dovrebbe imparare qualcosa dalla Repubblica Veneziana, si spera, ma non ci credo molto. Avevano oneri e onore questi nobili di Ceneda, avevano l'onere, diciamo, di dirigere la città, l'onore era quello che pagavano poche tasse, un po' proprio come con San Marino con l'Italia. Molte aziende italiane hanno sede a San Marino perché così pagano meno tasse. Ecco, la stessa cosa succedeva a Ceneda, e cioè le tasse che oggi noi paghiamo
ce ne sono moltissime sui carburanti. Una volta non c'erano i carburanti, non c'era la benzina e c'era il vino, e il consumo del vino era una decina di volte superiore a quello che c'è oggi, quindi tutte le tasse venivano appioppate sul vino, o buona parte delle tasse. Ecco, questa nobiltà, e il vescovo in primis tra l'altro, era esente da queste tasse, cioè non pagavano le tasse sul vino, facendo ovviamente incavolare quelli di Conegliano, quelli di Belluno, quelli di Oderzo, perché erano circonvicini e loro dovevano pagare le tasse alla Repubblica Veneziana. Quindi avevano, diciamo, dei privilegi veramente notevoli. Non solo, se avevano dei terreni, nobili di Ceneda avevano dei terreni a Conegliano e producevano del vino a Conegliano, non pagavano le tasse neanche ancora, perché erano nobili di Ceneda, quindi potevano avere la prerogativa di non pagare le tasse. Sul punto più delicato, dove chiaramente se ne pagavano veramente tante, cioè sul commercio e sul consumo del vino. Quindi diciamo oneri e onori. Adesso parliamo di un altro argomento legato alla fede, perché fede e devozione sono evidentemente degli elementi naturali per poter spingere una persona a donare quadri di questo tipo. Se uno non avesse fede o devozione certamente non lo farebbe. I Bertoia ne avevano veramente da vendere, cioè erano proprio fissati con Sant'Antonio da Padova. Nei loro testamenti, io ne ho trovati tantissimi di testamenti di Bertoia, fanno costantemente richiamo all'aiuto di Sant'Antonio da Padova, sia per qualsiasi tipo di questione, se perdono un oggetto, perché diciamo Sant'Antonio andava bene per tutti i miracoli, sia ci fosse una lite familiare, sia ci fosse una malattia in famiglia, eccetera. Quindi c'era una situazione veramente strana, veramente particolare. Io mi sono trovato veramente perplesso nel vedere che ogni testamento c'era il richiamo a Sant'Antonio da Padova, soprattutto nel momento di migrazione dell'anima. Loro facevano un testamento prima di morire e chiedevano esplicitamente a Sant'Antonio che nel momento della migrazione dell'anima fosse a loro vicino, in modo che l'anima andasse in paradiso. Ogni testamento aveva questa clausola. Naturalmente è una clausola che ho trovato anche in altri testamenti facendo delle ricerche di altre famiglie nobiliari, però per arrivare a questo dovevano evidentemente dare qualcosa, dovevano dare per esempio un dono, dare 2 quadri, dovevano dare, magari recitare delle messe, dovevano dare dei soldi alla Chiesa. Questo era abbastanza normale. Per noi oggi è un po' strano perché magari non c'è più l'abitudine di dare soldi alla Chiesa, ma una volta era normalissimo. Bene, la prima presentazione per quanto riguarda questi 2 quadri. Adesso parliamo un attimino, vi do una spiegazione connessa a cosa mi ha portato a fare questo tipo di ricerca, un po' quello che diceva Lorena prima. Io ho avuto modo di comprare nel 1999 quella che è definita Villa Bertoia, se qualcuno gentilmente metti tu tranquillamente, fai tu, va, tanto è in sequenza, tranquilla, mi fai questa cosa. Questa villa che vedete si chiama Villa Bertoia, è in centro a Motta di Livenza e per un secolo è stata abitata dai Bertoia. Questa famiglia era ovviamente originaria di Ceneda, difatti si chiamano anche a Motta Bertoia di Ceneda e diciamo sono rimasti nel territorio mottense dalla fine del Settecento fino al 1992, epoca in cui muore l'ultimo Bertoia. Morto l'ultimo Bertoia di Ceneda, gli eredi non portavano più questo nome, non erano interessati né alla nobiltà né ai beni, non gli interessava semmai venderli i beni, non certamente tenerli, per cui viene messa in vendita tutta la proprietà e io per diverse ragioni personali ho l'opportunità e l'occasione di comprare questa villa. Ma al momento, quando feci questo acquisto nel 1999, non ero a conoscenza della famiglia, sapevo che era una famiglia importante, una famiglia molto seria, ma nessuno a Motta mi aveva mai spiegato diciamo, cosa c'era dietro, il retaggio storico che c'era dietro questa famiglia, cioè i 9 secoli di storia che riguardano questa famiglia. Per una serie di coincidenze, facendo i vari restauri dei vari piani, arrivato su nella soffitta, trovai una cassetta con circa 200 documenti, tutti ascrivibili ai nobili Bertoia, tutti originali, atti notarili, prevalentemente erano atti che riguardavano gli acquisti di case, di beni, testamenti, componimenti, liti familiari e compagnia bella. Documenti che partivano dal 500 e arrivavano fino all'800. E ho cominciato pian pianino, perché allora non lo sapevo fare ovviamente, a tradurli, cosa non facile perché le scritture dei notai sono delle scritture a volte veramente quasi indecifrabili, quindi un po' alla volta, così come diletto, ho cominciato così a tradurre questi documenti. Mi sono appassionato a questa famiglia
Ho trovato anche dei documenti riferiti proprio a questa chiesa, tra l'altro, ce ne sono comunque tantissimi nei vari archivi, ne abbiamo trovati anche altri, anche in Archivio di Stato di Treviso, una delle ultime ricerche che ho fatto. A un certo punto, facendo questa ricerca, sono passato poi ai vari archivi, l'archivio diocesano di Vittorio Veneto, l'archivio comunale di Vittorio Veneto, l'archivio di Stato di Treviso, di Venezia, l'archivio comunale di Treviso e compagnia bella. I documenti che ho trovato erano talmente tanti che davano un'idea di una ricchezza strepitosa di questa famiglia. Cioè questa famiglia si poteva permettere di far causa ai conti di Porcia, che operavano molto nel vittoriese, e anche di vincere la causa senza particolari problemi, tanto erano ricchi e potenti nel vero senso della parola. Commerciavano tantissimo per i prodotti del vino, il grano turco, il frumento, erano produttori, proprietari terrieri, avevano una cartiera a Vittorio Veneto, a Ceneda, avevano un sacco di beni e quindi diversificavano, erano diversi rami della famiglia, diversificavano anche le varie produzioni, la lavorazione della lana eccetera, e avevano acquisito una ricchezza veramente notevole. Ecco allora che si spiega anche questo desiderio di ostentazione della propria ricchezza da parte di Bernardino Bertoia, che donando questi 2 quadri a perenne memoria della famiglia rimane quello che lui voleva che rimanesse, cioè l'impressione che loro erano una famiglia devota ma anche una famiglia molto ricca. Allora vediamo un attimino adesso un aspetto collaterale. La chiesa, questa chiesa è stata edificata nel 1693 e nel 1693 si è completata la chiesa stessa, soprattutto la parte edile, però mancava qualcosa di fondamentale, cioè mancavano tutti gli arredi della chiesa amministrativo. Cioè questa chiesa doveva avere dei soldi, doveva avere dei beni per potersi gestire. Era abbastanza normale, essendo Ceneda uno stato ecclesiastico, che il vescovo non poteva certamente farsi capo lui di tutto quanto questo, per cui ogni chiesa, questo riguarda tutte le chiese del cenedese, doveva autosostenersi, non c'erano alternative. Per far questo qualcuno doveva intervenire. Si decise allora di creare una fabbrica che potesse, gestire i beni di questa chiesa. Questa fabbrica, a un certo punto, verso la fine del 600, il presidente di questa fabbrica è un cugino di Bernardino Bertoia, Bartolomeo Bertoia, il quale era un avvocato ricchissimo, forse più ricco addirittura di Bernardino, ma molto umile, non aveva il desiderio di apparire. Era un avvocato che aveva uno studio a Venezia e uno studio a Ceneda, e l'ho trovato a fare delle cause un po' in tutto il Trevigiano senza particolari problemi, girava costantemente, non era neanche sposato, era dedito al lavoro e alla fede, non aveva altro per la testa. Ha lavorato tantissimo, lo abbiamo trovato un pochettino dappertutto, era anche all'interno del Consiglio di Ceneda perché era una persona molto rispettata. Un documento che ho trovato recita questo: il signor Giovanni d'Arros, conda Valentin da Ceneda, di sua propria ragione, liberamente dato, alienato e con titolo di semplice livello concesso al nobile ed eccellentissimo Bartolomeo Bertoia, conda nobile Zambatta della città di Ceneda, come presidente della fabbrica di detto santo, una pezza di terra arativa, piantata, vidigata e prativa di quantità di mezza zoia posta in questa campagna in loco ditto da quelli d'Arros. Il documento così continua. Il prezzo definito è di soldi 100 di piccoli, sborsati e numerati dal prefatto nobile ed eccellentissimo Bartolomeo Bertoia, da denari di suoi, di tanta buona moneta d'oro corrente, assai attraenti e imborsanti, rinunziando, costituendosi, anzi promettendo detto Zuane di legittima edizione, manutenzione e difesa di detta terra livellata. Quest'ultima frase è una frase burocratica che veniva messa normalmente nei contratti di acquisto e di vendita della terra. Da questo documento capiamo che questo nobile ed eccellentissimo, il termine eccellentissimo viene dato a chi è laureato, questo era laureato in giurisprudenza chiaramente, questo Bartolomeo Bertoia paga con denari suoi, in tanta buona moneta d'oro corrente, un pezzo di terra che dà alla Chiesa. Tanto ricco era anche lui che poteva permettersi di fare questo. Evidentemente la collettività aveva capito che questo era un personaggio che ne aveva, lo ha nominato presidente e lo ha talmente coinvolto, per questioni ovviamente di fede, che lui a un certo punto comincia a pagare con denari suoi della terra che passa alla Chiesa, e la Chiesa un po' alla volta comincia a autogestirsi, comincia ad avere dei terreni, vende i prodotti dei terreni, acquisisce dei soldi e un po' alla volta, tra l'altro, comincia anche a prestare dei soldi. Cioè la Chiesa, come fosse una banca, allora non c'era il concetto di banca, prestava dei soldi a un tasso
più o meno del 10%, che era inferiore a quello che praticavano gli ebrei, quindi faceva anche un'opera di bene sotto un certo aspetto, ma comunque rimpinguava le proprie casse, questo era poco ma sicuro. Allora questo Bartolomeo Bertolli lo troviamo, tra l'altro, lo troviamo amico della signora Caterina Musana di Conegliano, moglie del notaio Antonio Musani, e la convince, per questioni sempre di fede, a fare un lascito di ben lire 300 a questa chiesa. Ecco che allora la chiesa continua a aumentare la propria ricchezza. Non solo, cito uno dei tantissimi atti che ci sono, ma certamente non ve li cito tutti se non vi addormentate, un altro atto che riguarda proprio San Fior, dove siamo, e cioè convince il Bartolomeo Bertoia una famiglia nobiliare molto importante, anche forse più importante di Bertoia, sono i Sarcinelli. Vi ricordate il Palazzo Sarcinelli a Serravalle, il Palazzo Sarcinelli poi a Conegliano? Ecco, convince Domino Raffaele Sarcinelli Conte Pietro nel 1704 a cedere alla chiesa, a questa chiesa ovviamente di Sant'Antonio, a San Giacomo di Veglia, un terreno composto di 5 campi in Villa di San Fiore, distretto di Serravalle. San Fior di sopra era sotto Serravalle allora, denominato Campo di San Fermo, al prezzo di 200 lire. Quindi vedete che anche in questo caso il Bertoia interviene approfittando di questa famiglia con la quale erano imparentati e alleati, per fare in modo che questa famiglia stessa aiutasse questa chiesa. Quindi il nobile Bartolomeo Bertoia nei primi anni del Settecento ricopreva pertanto la prestigiosa carica di presidente della fabbrica della chiesa di Sant'Antonio sopra la Rizzera, chiesa che per molti anni rappresentò il centro spirituale dei nobili Bertoia, essendo questa famiglia particolarmente devota al santo. Adesso vediamo un attimo dove abitava questo Bartolomeo Bertoia e anche Bernardini, se gentilmente. Non avevo sbagliato tutto. Non importa, non ti preoccupare. Eccola. Questo palazzo, che ho scoperto essere dei Bertoia sin dal 500, quindi un palazzo del 500 con la cantina annessa che è dietro il palazzo stesso, è l'abitazione, diciamo, di Bernardino Bertoia e di Bartolomeo Bertoia. È un palazzo chiaramente importante, attualmente di Bertoia non ce ne sono più, e si presenta anche particolarmente bene, e ritenevo opportuno farvelo un attimo vedere in modo da avere un'idea. Dietro c'è una proprietà molto ampia che si estendeva fino alla via posteriore. È il parcheggio del cinema Verdi. Cinema Verdi, di fianco al Cinema Verdi, via Lioni. Gioielleria Speranza, Di fronte. Con la gioielleria. C'è la gioielleria, sì. C'è la gioielleria Speranza lì vicino. a fianco. Sì, capito. Ritorniamo a Bernardino Bertoia. Vediamo un po' di spiegare chi è questo signore che ha fatto questo dono in termini un pochettino più dettagliati. Lui era un proprietario terriero, aveva dei beni a Formeniga, che allora era sotto Serravalle, e a Manzana, che era sotto Conegliano. Ne aveva tanti di terreni, ma soprattutto a Formeniga e a Manzana. Poi lui ha ricoperto diversi incarichi di governo nell'ambito della magnifica comunità di Ceneda. Sopra le vie pubbliche, stimatore di comune, esecutore delle parti, sopra le allegrezze, ed ancora sopra le strade, computista e giurato di giustizia. Quindi era un uomo estremamente impegnato in politica, e non solo, ovviamente. Poi lo troviamo inoltre attivissimo nelle più importanti confraternite del territorio cenedese, quella di Santa Maria dei Battuti, che è quella di Meschio, dove c'è attualmente la chiesa di Meschio, quella era la sede della confraternita dei Battuti, e quella di San Michele Arcangelo di Salsa, che è un'altra frazione di Ceneda. Aveva un importante incarico pubblico, oltre a questi che vi ho citato, quello di fonteghiere della Camera Fiscale di Treviso. La Camera Fiscale di Treviso soprasiedeva al Fontico di Ceneda, Fontico che era il magazzino pubblico dell'ammasso dei cereali e, diciamo, del sale. Quindi lui, come fonteghiere, era a capo di questo Fontico, il quale ovviamente doveva pagare alla Camera Fiscale di Treviso delle tasse,
e lui doveva controllare che tutto fosse regolare. Era un incarico di importanza e veniva dato solo a persone ovviamente super partes, cioè di buona moralità. Poi Bernardino Bertoia si occupò anche della riscossione del bollo sulle pelli, le pelli prodotte dagli scorzari, e cioè dai conciapelle. Lui doveva riscuotere le tasse, ma soprattutto doveva andare in cerca di quelli che le tasse non le pagavano, cioè doveva con dei militi, con dei soldati, andare alla ricerca di quelli che magari in mezzo ai campi producevano le pelli, scuoiavano gli animali e poi non pagavano le tasse, e quindi doveva occuparsi anche di questo lavoro. E sempre a Ceneda possedeva una bottega de cimador per il lavoro della lana e delle stoffe in generale, che però non poteva gestire in prima persona essendo super impegnato, avete visto gli incarichi che aveva quest'uomo, e quindi aveva dato in affitto a un certo Antonio Piccolini. Oltretutto va detto che la nobiltà non poteva fare lavori manuali, era totalmente vietato fare lavori manuali, perdevano il titolo e potevano perdere anche i soldi che avevano. Dovevano fare lavori di dirigenza, questo era il loro compito, cioè fare gli interessi della collettività dirigendo bene la collettività, punto e a capo. Poi potevano fare quello che volevano a livello di investimenti, ma non potevano fare lavori manuali. Prego. Una battuta simpatica. Poverini. Poverini. Beh, d'accordo, è il solito discorso oneri e onori. Sì. Vediamo allora adesso la rappresentazione di San Francesco Saverio, sì, se gentilmente mi fai... Sì. Adesso ti No, fermo io. avanti. Avanti di qua. Sì, ancora. Eccolo qua. Ecco. Ecco. Allora, questo è un quadro veramente particolare, donato sempre da Bernardino Bertoia a una chiesa, ma non questo Bernardino, bensì suo nonno, che si chiamava con lo stesso nome, Bernardino. Siamo ai primi anni del 600 e evidentemente c'era un'abitudine a livello familiare di fare dei doni importanti a delle chiese. Guardate quanto bello è questo quadro. Io ho avuto la fortuna, guardando, osservando, controllando tanti documenti di Bertoia, di trovare un documento di un notaio artico, che dichiarava chiaro e tondo che il Bernardino aveva lasciato dei soldi per regalare, per donare questo quadro alla chiesa che c'è nell'ambito del convento di San Giuseppe a Ceneda, convento delle Giuseppine vicino alla diocesi. E questo quadro è dislocato nella sala del capitolo attigua alla chiesa che c'è all'interno del convento, si chiama chiesa di Santa Maria Maggiore. Apro una piccola parentesi su questa chiesa che è a proposito di quello che diceva Lorena prima, è un gioiello che a Vittorio nessuno la conosce. Io ho avuto la fortuna di fare la presentazione di questo libro all'interno di questa chiesa, perché avendo fatto la scoperta di questo quadro le suore mi hanno concesso di fare la presentazione del libro, ma soprattutto hanno concesso a tutti gli astanti di poter entrare in questa chiesa e andarsela a vedere, perché sennò è sempre chiusa e nessuno la va a vedere. Anche questa meriterebbe che qualcuno in qualche maniera riuscisse a apparirla, come è successo per la chiesa di San Giacomo. Ecco, anche questo va detto. È un quadro molto importante e fa capire che questa famiglia Bertoia aveva proprio questo desiderio di fare questi doni, sempre per questioni di ricchezza, ma soprattutto per questioni di fede. È strano questo quadro perché ripropone diciamo un santo che non è un santo dei nostri. San Francesco Saverio è un santo della Bassa Italia. A Palermo c'è una chiesa intitolata a San Francesco Saverio e in questo caso c'è il famoso miracolo, viene rappresentato in questo dipinto il miracolo del granchio, cioè San Francesco Saverio a un certo punto, andando per mari per fare il missionario, era un missionario, aveva trovato una burrasca terribile e aveva cercato di rabbonire la burrasca benedendo col proprio crocifisso il mare, però il crocifisso gli era scappato di mano, era finito in acqua, l'aveva perso. Il giorno dopo, questo racconta il miracolo ovviamente, il giorno dopo è sulla spiaggia lì che gira avanti e indietro un po' incavolato perché aveva perso il crocifisso e arriva fuori dall'acqua un granchio che gli riporta il crocifisso. Ecco perché vedete anche nel dipinto, vedete il granchio, eccolo lì, che gli riporta il crocifisso. Quindi è un quadro anche particolarmente importante e molto, molto bello. Poi un'altra cosa, vediamo la foto successiva, quella della chiesa di Eritzios. Eccola qua.
Mi sono chiesto perché questo Bertolli è venuto in mente di fare questo dono, perché poteva donare qualcos'altro, soldi ne aveva, ma proprio di fare il quadro dove si è autorappresentato poteva aver preso spunto da qualche parte. Allora va detto che il fratello di quel Bartolomeo Bertoia, avvocato del quale vi parlavo prima, il fratello si chiamava Francesco, era avvocato anche lui, ed era l'avvocato niente poco di meno dei nobili Collalto, della famiglia Collalto, conti principi di Collalto di Susegana. Addirittura in un documento scritto in latino ho trovato il termine famulus, era uomo di famiglia dei conti Collalto. E i conti Collalto avevano rapporti preferenziali con i Bertoia, chiaramente non c'era paragone tra le due famiglie perché i Collalto erano ben diciamo superiori ai Bertoia, però comunque c'era un rapporto di alleanza e di amicizia nel vero senso della parola. E è capitato che un Collalto avesse bisogno, per questioni sanitarie, probabilmente c'era una malattia in famiglia, di ricorrere, una volta non c'erano i medici, di ricorrere a un prete guaritore che era in questa chiesetta di Rizios, di Calalzo di Cadore, che io ho visitato, vi assicuro è una chiesetta stupenda, piccolina, molto bella. Questo prete guaritore aveva chiaramente delle doti e aveva fatto in modo che la persona nell'ambito della famiglia Collalto che stava male guarisse, per cui Collalto a un certo punto avevano donato questo quadro che vedete, qui vedete rappresentato Vinciguerra di Collalto con sua moglie Eleonora della Torre Tassis, ancora più importante come titolo nobiliare dei Collalto stessi, e i 3 figli. Questo quadro è, ripeto, molto bello, è stato donato e diciamo è stato fatto questo quadro alla fine del 600, per cui ho pensato che il Bertoia avesse preso l'idea, lo spunto da questa donazione fatta dai Collalto per donare questo quadro nell'ambito della chiesa di San Giacomo di Veglia, della chiesa di Sant'Antonio. Questa è solo un'idea. Siamo verso la fine, c'è l'ultima immagine che riguarda l'autografo di Bernardino Bertoia. Nei vari documenti storici ho trovato anche questo e quindi ve l'ho portato così solo per curiosità. Io direi che nell'insieme ho sviscerato abbastanza l'argomento. C'è solo una cosa che volevo sottolineare, e cioè chi ha prodotto questi 2 quadri, cioè chi è l'autore, e questo non lo si sa perché sono di autore ignoto, come si suol dire, però io qui ho riportato e ho inviato questa lettera al Museo di Arte Sacra Vittorio Veneto in modo che rimanesse qualcosa di scritto. Ho riportato quanto mi è stato riferito da Giorgio Mies, che era un ricercatore che purtroppo è defunto. Lui proprio poco prima di morire mi disse: voglio fare una ricerca su questi 2 quadri per capire chi li ha dipinti, però io ho la nettissima sensazione che il pittore sia Francesco d'Arè, un pittore di Osigo di Fregone. Questa è la sua attribuzione, io ve la vendo come tale perché lui non ha avuto il tempo materiale per fare la ricerca. Questo Francesco d'Arè ha fatto numerosi dipinti presso il santuario di San Francesco di Levine e poi a Campomolino di Gagliarine e a Osigo. Quindi qualcuno, mi riferisco anche a Lorena, che magari ha il tempo, la capacità per vedere l'attribuzione di questi quadri, se avesse voglia di fare una ricerca, io do questo spunto e mi limito a questo. E con questo io direi che ho completato. Se ci sono delle domande, da fare, volentieri, rispondo più che volentieri. qualche curiosità. Questo quadro cosa è rappresentato allora? Un miracolo di Sant'Antonio? Mi sono dimenticato, il miracolo di Sant'Antonio che riattacca la gamba a uno che se l'era tagliata perché aveva forse abbiamo fatto anche un dispetto alla madre. l'immagine ingrandita, sì. Sì, forse sull'ingrandimento si vede meglio. Sì, non abbiamo parlato di questo quadro. Certo. Eccolo qua. Eccolo qua. Lui riattacca la gamba, gliela risalda completamente, quindi fa questo miracolo a questo signore che se l'era tagliata in quanto aveva fatto un dispetto alla madre e lui si è sentito in colpa e si tagliò la gamba. Sant'Antonio gliel'ha rimessa a posto. Perché questo è uno dei miracoli di Sant'Antonio, di questo ragazzo che aveva insultato la madre e aveva dato un calcio alla mamma così perché l'aveva insultata. L'aveva raccontato a Sant'Antonio, pare che Sant'Antonio avesse detto sì, ma non si deve fare questo, chi fa questo si comporta malissimo, anzi sarebbe degno di non avere più la gamba. Il ragazzo è andato a casa, si è tagliato la gamba, Sant'Antonio l'ha saputo e quindi ha detto no, bisogna agire, credo sia no, è così, questo. È così. Ecco. Lui aveva interpretato la lettera, le parole di Sant'Antonio, di conseguenza si tagliò la gamba.
anche un po' troppo la lettera. Sant'Antonio ha preso evidentemente, vedendo la situazione un po' particolare, gliel'ha riattaccata Sì. pari pari, Quindi fondendola. questo non è è uno dei miracoli di Uno Sant'Antonio, dei senza riferimento No, qui non c'è un riferimento in Bertone, questo è c'è proprio il proprio la miracolo. rappresentazione di un miracolo. La chiesa è dedicata a Sant'Antonio, i Bertoia erano fedeli e devoti a Sant'Antonio e qui rappresenta un miracolo. Evidentemente si dice, chi li ha restaurati ha detto che prima è stato realizzato questo quadro e dopo pochissimi anni quest'altro. Probabilmente c'erano i due spazi liberi a destra e a sinistra dell'altare, avendone fatte uno fece anche l'altro, insomma donò anche l'altro. Sì. Questo è un po' il concetto. Non ho Almeno capito. così è stato riferito. Questo era un dono di Bertoia. Anche l'altro. Ma anche questo. Sì, tutti e due. Tutti e due. Infatti c'è scritto Bernardino Ah, Bertoia sì, fece sì, fare per sua devozione. Sì, Quindi lo scrive proprio ad evitare i dubbi che sono venuti a lei, lui lo Esatto, scrive non l'ho in modo tale che nessuno potesse avere dei dubbi. È stato molto meticoloso in tutto quanto. Sempre col Giglio. che è il Giulio di simbolo Sant'Antonio. Sì, sempre con il santo sopra. Qui c'è il santo sopra la famiglia, a protezione della famiglia. E lì c'è il miracolo del piede. E i numerosi ex voto che diceva in questa chiesa sono alloggiati ancora lì? Sono alloggiati ancora lì. Sì, Sono sono lì. Credo sia la chiesa che ha più ex voto di tutta la diocesi di Vittorio Veneto. Sì. Così mi è stato riferito. Mi C'è correggi tu. anche il santuario, aspetta, la Madonna di Loreto a Corbanese, che mi risulta, Può essere. che è una chiesa importante perché ha degli ex voto, anche questi risalgono al 600, però non della quantità e qualità, credo Esatto. non vada, di questi, perché questi sono bellissimi. Quindi in questa chiesa abbiamo un patrimonio Sì, sì, veramente no, per incredibile. quello. Cioè, ha ragione Lorena, nessuno la conosce, ma è veramente un peccato. Infatti, sì. Io tra l'altro ogni volta che passo con qualche amico, qualche persona, eccetera, li porto a vedere sta chiesa perché ho piacere che la cosa venga divulgata in quanto effettivamente merita. Poi c'è il 13 di giugno, che c'è la festa del santo, danno il pane di Sant'Antonio, che è come una comunione, c'è anche questa abitudine che è molto bella, insomma, è una pratica che viene rinnovata di anno in anno, non si è persa questa abitudine. Non facevano una sagra, per esempio io abitavo in Una piazza volta, tanti Sant'Antonio. anni fa, Ecco le era signore. adesso Ecco la fa solo il testimonianza. pane. Solo il pane, sì. No, Pane poi messe e il pane a Sant'Antonio. Ecco, sì. Si parla di 30 E la- kg di pane la- quel giorno. fanno la novena, come si dice? Sì, la tredicina. Sì, tredicina, ecco. sì, poi la Sono stata, bellezza. abitavo in piazza Sant'Antonio, per cui a Conegliano, per cui c'è la chiesetta. No, dicevo che la bellezza è che questi ex voto non sono le solite, il cuoricino d'argento, eccetera, ma sono tutti dei dipinti. Per cui è anche no? Se non sbaglio, quindi Sì, è sì, sì, particolare sì, questa certo. Ce ne sono cosa. di belli veramente. Belli, Sì, da sì. vedere. Sì, sono proprio illustrazioni, cioè illustrano e fanno vedere il miracolo. Il miracolo. Che adesso però anche ai ragazzi, non so, io insegnando a scuola, se tu dici che cos'è un ex voto, non lo sa nessuno, bisogna sì. spiegare. bisogna spiegare cos'è un ex voto, Certo. perché noi parliamo di ex voto pensando che sia una cosa così acquisita, ma fa parte più di una storia, una conoscenza nostra. Io ho chiesto ai ragazzi un ex voto, ma voi non sapete cos'è, nessuno sapeva. Allora devi partire dai cuori, loro ho fatto vedere Sant'Antonio da Padova, l'immagine del sepolcro con tutte queste presenze e poi capisci cos'è un ex voto. Ma Ma d'altra parte, se vogliamo guardare avanti dobbiamo anche guardare indietro. Se non Sì, è vero. ripeschiamo il nostro passato non riusciamo a guardare avanti. Soprattutto dovremmo essere più consapevoli di quello che eravamo in epoca veneziana, cioè eravamo di una cultura pazzesca, un po' quello che vi ho raccontato prima, no? Cioè la nobiltà che non poteva rubare, se no venivano destituiti e peggio ancora decapitati, eccetera. E queste sono delle regole che erano veramente incise nei codici e che andrebbero anche spiegate ai giovani proprio per questo. Ma a questo proposito segnalo che c'è un libro che è stato scritto da Buzzati, da Dino Buzzati, di cui quest'anno c'è la ricorrenza, no? Il centenario,
Dino Buzzati aveva scritto I miracoli Della Val Morel. Della Val Morel, Sì, esatto. sì. Questo libro, lui, dunque Buzzati era scrittore e anche illustratore. Lui, come dire, inventa, perché in realtà non sono ex voto, inventa una serie di ex voto, li disegna anche lui, nel senso che è illustratore e scrittore, e immagina tutti questi ex voto dedicati a Santa Rita. E compone proprio questo libro, che è un libro di invenzione, quindi di fantasia, ma sul tema dell'ex voto. Segnalo che un gruppo di illustratori di Vittorio Veneto, tra cui Michele Vespini, l'editore Kellerman, Roberto da Re Giustiniani e altro, sulla scia, diciamo, di questo libro scritto da Buzzati, hanno raccolto, cioè stanno lavorando sul tema dell'ex voto, però dedicato a Sant'Augusta, e quindi hanno coinvolto altri artisti illustratori a creare degli ex voto pensando alla santa locale, a Sant'Augusta. Quindi pensando di eredità, no? Di continuità, ci piace pensare che questi illustratori, che adesso si sono dati anche un nome molto simpatico, si chiamano Bauhaus, ripescando l'eredità del Bauhaus tedesco, quindi come è stato un momento, una stagione straordinaria dell'arte contemporanea, Bauhaus, e quindi l'idea proprio di richiamare quindi il passato oltre al e libro, lui ha proprio fatto questi quadri, le sue sì, mostre di appunto. questi quadri le trovi nel Bellunese. ogni tanto Esatto. Ma quelli sono fatti in maniera ironica. Esatto. Quelli che invece sono nella chiesa di Sant'Antonio arrivano fino agli anni 50-60, Sì, quindi sì. sono gli ultimi ex voto Sì, fatti a mano sì. da artisti locali e si trovano ancora Sì, all'interno. poi hai scritto l'incidente automobilistico, Sì, quindi hai raccontato proprio tutto, anche la vicenda. Bravo, Del da pittore uno degli artisti, Casagrande, Vittorio sì. Casagrande, vero? Ma quindi sono cose che sono avvenute? Cioè una Certo, serie? certo, non Posso sono- dire, Si leva. posso dire, Lorena, allora quando sono entrata e mi sono messa a guardarli dopo che Tony doveva portarsi e non ce l'ha fatta, mi sono messa a guardarli tutti, ne vedo uno in cui c'è scritto il piccolo Gilinto Cesca, finito sotto l'automobile, salva, eccetera eccetera. Lui cresce, Gelindo, e diventa il nostro maestro di autoscuola. Gelindo mi ha insegnato a guidare. Questa è storia, Vittorio Veneto. Ma poi c'è la Antonella Pullini, piccolina, che finisce nel MES e si salva. Sono persone vissute. Sì. Miracoli Sì, che sì, sono sì. avvenuti. Sì, miracoli avvenuti. Fino agli ma anni è bello 50-60, avere poi una memoria. termina questa tradizione. E poi è molto popolare, no? Perché è un racconto questo Sì, che è... è vita vissuta. Sì. Sì. E anche le immagini sono molto semplici, perché non sono belle, immagini, sì. cioè questa è tutta un'altra tradizione iconografica, lì Però è son proprio belli. spontanea, no? Il disegno. Se posso suggerire, c'è qualcosa di prezioso in quella chiesa. Per 170. Prego, Nella chiesa c'è qualcosa di prezioso che riguarda Sant'Antonio. la lingua. Il Bravissimo. pezzetto della lingua, sì, sì, giustamente. la C'è il reliquia, pezzetto della sì. lingua C'è di una Sant'Antonio, mi sono reliquia, dimenticato di dirlo, sì, anche questo è e ce ne sarebbero tante di quelle cose da dire, in dire, effetti, sì. e tanti di quegli avvenimenti un po' particolari. C'è un pezzetto della lingua, sì, anche questo è molto importante per chi crede in queste cose. Prego. La chiesa nasce come proprietà dei Bertoia oppure è una cosa edificata però nell'ambito delle proprietà della diocesi? No, non nasce, nasce sopra un'altra chiesa, un altariol che c'era prima e che era andato semidistrutto. Quindi a un certo punto decidono, proprio vista la fede che il popolo aveva nei confronti di Sant'Antonio, decidono di edificare una chiesa molto più importante. Ed è stato il vescovo Agazzi che ha, diciamo, sancito l'edificazione di questa chiesa. I Bertoia sono dei finanziatori. Naturalmente era diventata un po' quasi la loro chiesa, era un po' il loro centro spirituale, però loro sono intervenuti come finanziatori o donatori, come in questo caso. Prego, signora. I primi anni era parrocchia? Sì, sì. I primi anni era addirittura parrocchia. Non Sì. c'era la chiesa, Non c'era la chiesa San Giacomo. canonica davanti. Ah, c'era anche la sì. Davanti alla Che probabilmente era quella casa davanti, era la sede della fabbrica era la canonica. dove veniva gestito, diciamo, un po' tutta la parte economica della chiesa, ecco, quella casa davanti probabilmente. Era la canonica. Era la canonica, sì.
Diciamo che quindi era speriamo di parrocchia. realizzare una Quello via è in questa importante, sì. chiesa, non lo E diciamo per Bertoia non ce scaramanzia. n'è più nemmeno Esatto, uno. esatto. stavo Bertoia sono morti tutti, muore Luigi diciamo a che Monza di speriamo Vivenza di dove abito realizzare. io Non lo nel diciamo. 1992 e si estingue con lui il ramo nobile dei Bertoia di Ceneda, ramo nobile. Esistono dei Bertoia, esiste una sessantina di famiglie in provincia di Pordenone, però non fanno parte del ramo nobile, sono parenti alla lontanissima, ma assolutamente non fanno parte di questo ramo che è partito da Vittorio Veneto, il ramo nobile chiaramente. Loro sono i signori di Pinzano sul Tagliamento in antichità, nella fase medioevale. Intorno al 1100 appare il primo Ermanno di Pinzano ed era appunto il signore di questo bellissimo castello che c'è a Pinzano, e da lì hanno diverse vicissitudini. Nel 1344 hanno una disgrazia familiare, cioè si ammazzano un po' in casa per problemi di liti eccetera familiari, erano diventati talmente potenti, grandi e tanti che si erano così un po' ammazzati in casa, e lì interviene il patriarca di Aquileia, approfitta di questa situazione familiare, li circonda e li distrugge nel senso che gli porta via tutti i beni, perché loro hanno un passaggio segreto che abbiamo trovato col comune di Pinzano, che dalle cantine scende giù direttamente sul Tagliamento, quindi se la sono data a gambe via Tagliamento, perché il patriarca con un espediente era riuscito a entrare nel castello pagando un servo, il solito sistema, si paga il servo ti apre la porta e hai risolto il problema. Siccome non riusciva a conquistare il castello che è su una collina, imprendibile, letteralmente imprendibile, aveva adottato questo sistema. I Bertoia se la danno a gambe e a quel punto chiaramente perdono, gli rimane il titolo, basta, ma non perdono tutti quanti i beni, perché il vescovo glieli porta via tutti quanti, il patriarca, glieli porta via tutti quanti. E poi approdano vicino a Pordenone in un paesino, lì ricominciano. Un Bertoia ha la fortuna di fare un matrimonio diciamo con una nobile e quindi riprendono un pochettino quota fino ad arrivare alla fine del 400 che si spostano due Bertoia, Girolamo e Bernardino, si spostano a Ceneda, e a Ceneda subito dopo vengono infeudati dal vescovo Conte e quindi riacquisiscono il titolo nobiliare e lì riprendono quota e arrivano fino al 1992. Ultime famiglie, l'ultimo era proprio Bertoia Luigi che muore nel 1992 e a quel punto finisce la categoria dei Bertoia di Ceneda, non ce ne sono più. Bene, grazie. Grazie.